Old school to old school to new school. I'll battle any fool that steps to me. I'm about to use them as my tool like a wrench. Old school to old school to new school. I'll battle any fool that steps to me. I'm about to use them as my tool like a wrench. Oh, a hammer, I punch bricks. With your girl smoking the doobie. You really don't wanna move me. You're not moving me, cause I'm like pushing bricks when I'm hitting it. Eat you up like Eminem. What you wanna do, you cannot see. Many men, I'm about to split him in. Cause you know you better to get me when I'm singing. Cause I'm about to fuck you up now. What you wanna hit, sick, kick on her. Cause I'm not tripping. They call me DKOLEIS. Just in guaranteed the bulletproof that you have. With your girl smoking the doobie. You really don't wanna move me. You're not moving me. Cause I'm like pushing bricks when I'm hitting it. Eat you up like Eminem. What you wanna do, you cannot see. Many men, I'm about to split him in. Cause you know you better to get me when I'm singing. Eccoci qua amici telespettatori, ben trovati nella nostra bella rubrica, la rubrica dei cuori solitari. Oggi per la seconda volta sono a Trapani per andare a intervistare il nostro Vanni. Ciao Vanni! Grazie Bitto. Allora Vanni, ti ha telefonato qualcuno ultimamente? Una picciotta bionda dai 58 anni. Faceva schifo. Ah sì? Sì. Cioè ti ha telefonato, vi siete incontrati e praticamente non ti è piaciuta? Se no. A me mi piacciono le picciotte bionde. E com'era Vanni? Cioè spiegami. Brutta. Brutta? Sì. Ma l'età? 58. 58 anni aveva? Sì. Ah, ho capito. Di Trapani era questa ragazza? Sì. E vi siete incontrati? Dove vi siete incontrati? Qua da tuo cognato? A Barre. A Barre? Sì. Di fronte praticamente a tuo cognato? Sì, c'è anche a potere mio cognato Pepe. E come, raccontami, che cos'è successo? Cioè tu ti sei incontrato con questa? Che dialogo avete avuto? Io voglio stare solo. Perché mi scambio che mi fai coina. Ah, ho capito. Ma lei fisicamente ti è piaciuta? No. No? E come mai? Che cos'è che ci hai trovato di brutto? Perché i femmine mi mangiano i piccioli. Ah sì? La faccia. La faccia non ti piaceva di questa ragazza? No. Va bene. Era bionda o mora? Bionda. E non ti è piaciuta? No. E fisicamente com'era? Magra, grassottella, com'era? Grossa. Ah sì? Sì, è grassa. Grazie. Va bene Vanni, allora ascoltami. Oggi so che è successa una cosa bella che tu volevi comunicare. Che cos'è che volevi comunicare qua ai nostri telespettatori? Me ne è venuto Marco che ha fatto oggi l'anno. Allora facciamo dei grossi auguri a tuo nipote Marco? Sì. Quanti anni ha fatto tuo nipote Marco? 24 anni. Oggi quanto? Ho 24. 24. Allora stiamo per fare gli auguri al nipote di Vanni, Marco, che oggi ha fatto 24 anni. Auguri Marco! Auguri Marco. Vabbè, poi che cosa volevi comunicare Vanni? Mio nipote Stefano, tutti i cognati, fratelli, sorelle. Mio padre è morto, tutti i cognati, a restare solo. E vabbè, ma questa è una cosa che ci dice ogni volta. A me mi affittava una casa, mio cognato, perché si scandava che bevia. Vabbè, allora ascoltami, noi siamo qua per comunicare che cosa? Che tu hai fatto questo incontro e giustamente non ti è piaciuta questa anima gemella che hai incontrato. Va bene. È giusto? Sì, bene. Quindi che cosa vogliamo dire alle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando? Betto, vedi che resterà uno qua, Betto. Resterà. Arrestare, Galea. Che è successo? C'è la... Ah, che cos'è? Ah, guardia costiera. Ah, guardia costiera. Guardia costiera. Tanti saluti a tutti. Perciò, Vanni, che cosa vogliamo comunicare? Che tu sei sempre in cerca, sempre di questa ragazza, però come la vuoi sta ragazza? Bionda. La dobbiamo dire qua, le telespettatrici lo devono sapere. Ma un po' così che la voglio. Se io non mangio nemmeno pote mai, mi fece una cazzata. E di petto è un po' robusta. Di petto? E di culo pure robusta. Esatto. Cioè deve avere praticamente tette e sedere. Sì. Sì.
Ho capito, Vanni. Va bene, qualche altra cosa che ci vuoi comunicare? Che è successo in questi giorni che tu sei andato in onda su YouTube e ti hanno visto molti amici? Che cosa ti hanno detto? Amico mio, professore. Ciao professore. Perciò Vanni. E ragazzi mi vanno bene tutti qua, Sì. Trapani. Ma te li hanno fatti i complimenti che ti hanno visto in televisione? Tutti, palermitane, catanese, pepe, napoletane, tutti. Perché ho visto che hai avuto abbastanza successo. Ora stamattina mi hanno visto tutti i ragazzi in televisione, tutti i ragazzi. Esatto. Va bene. Va bene, amiche telespettatrici, io vi ricordo che Vanni va cercando una donna che età va avere Vanni? 58 anni. Che va cercando una donna che No, parte io- dai 40, va bene che parte dai 40? 40, sì. Che parte dai 40 e arriva massimo a 58-60, va bene? Sì. Che sia biondo o bruna non ha importanza, però la cosa che piace a Vanni, attenzione. Che il numero di telefono, un numero di telefono mi va bene. Esatto. La cosa che piace a Vanni è che la donna deve essere magra, perché a lui le donne in carne non piacciono, giusto? Sì. Anche perché lui è minutello e facilmente trasportabile, come vedete, per cui va cercando una donna che sia giustamente anche lei Va bene, leggera, bene, giusto? Ah, Sì. vabbè. Amiche telespettatrici, io vi ricordo che per contattare Vanni non potete fare altro che venire qua a Trapani ed esattamente qua alla Marina, che in questo momento non mi ricordo come si chiama, se c'è qualcuno mi suggerisce. La via non mi ricordo come si chiama, però una volta che siete... Ah? Avvocato Giuseppe Palmieri. Via Avvocato Giuseppe Palmieri, che sarebbe alla Marina. Andare alla bottega del cognato del nostro Vanni, che è praticamente il punto delle delizie, e andare a parlare col cognato per incontrare il nostro Vanni di Trapani. E vi raccomando, fatevi sentire Allora, oggi sono a più presto. in televisione alle 2 in Sicilia. Va bene? Esatto. Per cui guardatelo tutti, Sì, grazie. Vi aspettiamo, vi raccomando, venitelo a trovare. Tutti i ragazzi. Questo è tutto per la rubrica dei cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente il nostro Ciao Betto. Vanni da Trapani. Vanni da Trapani. Ciao ciao. Ciao Betto. A posto. Ora ti siamo da andare. With your girl smoking the doobie. You really don't wanna move me. You're not moving me, cause I'm like pushing brakes when I'm hitting it. Eat you up like Eminem. What you wanna do, you cannot see. Many men, I'm about to split him in. Cause you know you better to get me when I'm seeing it. Cause I'm about to fuck you up. Now what you wanna hit, sick, kick on that. Cause I'm not tripping. They call me DKOLEIS. Just in guaranteed to bulletproof as you have. With your girl smoking the doobie. You really don't wanna move me. You're not moving me, cause I'm like pushing brakes when I'm hitting it. Eat you up like Eminem. What you wanna do, you cannot see. Many men, I'm about to split him in. Cause you know you better to get me when I'm seeing it. Cause I'm about to fuck you. With your girl smoking the doobie. You really don't. Oh yeah.